Sabato 3 agosto e domenica 4 torna Bandoera, rassegna importante, ormai molto attesa, alla Villa Badoer, ovviamente. Sì, per fortuna riusciamo ad andare avanti ancora, è la 7ª edizione e quindi io esprimo la mia contentezza, insomma, di riuscire a portare avanti questo festival che vuol valorizzare soprattutto i giovani artisti, ma con anche qualche attrazione tradizionale, ecco. Volevo ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio che lo sostiene insieme logicamente alla provincia e alla regione Veneto con la rete 20. Ci sarà qualche novità o il format è confermato? Beh, c'è qualche novità, per esempio ospiteremo anche un duo cubano proprio per base alle relazioni Italia-Cuba, sono in Italia, sono due personaggi molto importanti, addirittura impegnati nel Parlamento cubano, e quindi proprio per esprimere solidarietà con il popolo cubano abbiamo deciso di farli esibire per un breve tempo proprio in Villa Badoer.